Blindo Studios presenta. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Buongiorno. Parlo con il signor Paolo? Sì? Signor Paolo, senta, io sono il direttore del Sexy Phone. Ecco, qua la ragazza che doveva chiamarla ha chiamato, però è stata Guardi, a me non trattata a male parole. Nessuna di questo, non mi interessa questa cosa. Ma lo dice lei, qui c'è un abbonamento pagato, è già stato pagato. E pagato da chi? Risulta da lei, anche potrebbe essere qualcuno che l'ha fatto a nome suo, intendiamoci. No, guardi. Ma a lei spettano 12 telefonate sexy, una al giorno da ora per i prossimi 12 giorni. No, guardi, non mi interessa assolutamente. No, ma le deve prendere, ormai sono pagate. Mi passi i dati, io chiamo i carabinieri. No, io le passo la signorina. Ecco, mi passi la signorina e chiamo i Pronto? carabinieri. Pronto? Tesoro? Sono Gioia Troia, sono tutta tua, dai. Lascia fare quella famigliaccia che hai, dai, su, stiamo insieme un po'. Io e te soli. Mamma mia. Uno chiama i carabinieri. Perché? Perché dovrebbe... No, io mi chiedo, perché dovrebbe chiamare i carabinieri per una cosa del genere? Perché? Perché... purtroppo hanno questo vizio, vero? Ma io vado oltre perché tanto gli è uguale uno vale l'altro e quindi andiamo a fare un altro numero. Hanno una paura delle donne, Troione, come Gioia la Troia. Lo so, se qualcuno si chiama Gioia ed è all'ascolto mi dispiace ma non ci posso fare niente. Non l'ho scelto solo per fare rima. Potevo scegliere Luana la puttana, per esempio, o Silvana, o tutte quelle che finiscono in Anna, ce ne sono molte, ma Gioia, di Noia... Ci dispiace, ma non possiamo rispondere. Ah sì? Lascia un messaggio dopo il segnale acustico. Ti richiameremo appena possibile. Sì. Grazie. Vabbè. Oh, ma a me mi sembri lesbica, questa voce mi ha fatta annà in paradiso, oh. So Jessie che è lesbica, ti lascio sto messaggio, oh. Chiamami al numero, facciamo il numero quello mio privato, 69 slap, oh, t'aspetto, mandami un bacio, te ne mando io, ciao bella. Ecco. Lo so, abbiamo lasciato questo messaggio in segreteria. Segreteria significa? No, è una voce grossa quella lì. Segreteria, cioè delle secrezioni, no, non era proprio la segreteria telefonica, ma la segreteria delle secrezioni vaginali, che ne so, insomma. Vabbè, d'accordo. Slap, no, sì, voleva. Ma scusa, aveva una voce questa qua, che mi sembrava tutta... Oh. Sì, ma invece io sono dolcissima, sì. Massaggiami. Questo non risponde? Vabbè, che vuoi che sia? Da un altro si va. Abbiamo ancora, qualcosa, sì, in cassaforte. Se possiamo spendere ancora qualche minutino per cercare persone, uomini. Meglio se rispondono le donne, però. Dunque? Ah, ecco. Accidenti, quante ci ha messo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Parlo con Riccardo? No, ha cambiato numero. Ha cambiato numero? Sì, ora... Oddio, ma lei lo sa il nuovo numero? Sì, ha un cellulare. Sì, un cellulare. Senta, ma lei chi è? Quello che è subentrato lì? No, io sono il figlio, lui ha cambiato casa. Ah, il figlio. No, senti tesoro, guarda, io non so ma avevo questo numero. Io sono Gioia la Troia del telefono puttanone sexy. Ti volevo dire, dovevo fare questa telefonata sexy con lui, ma per me è uguale se la faccio con te, tesoro. Ascolta, caro? Amore? Tesoro, buccia di pomodoro? Dove sei? Oh, come spariscono! Ho rimbohiti! Mamma mia, si spariscan subito, Ho rifatto il numero 6, c'è un po' male, poi arriva. Sì. Ma non ti consiglio di rispondere,
Scusa, ha fatto prima. Come fanno? Tirano su e poi li buttano giù? Come? Ora, ho rifatto il numero, ma ci vuole sempre molto prima che arrivi lo squillo. Ci vuole un po'. Ma in che mondo vivono? Rispondi. Su. No. Paura nera. Pronto? Ho rimbuito. Oh. Non sanno nemmeno rispondere, sti laziali, una volta erano più forti, più gagliardi. Ammazza, se sono mosciate tutti, Vabbè, ma io lo richiamo, sì, perché mi piace di gli ho rimbuito. Scusa, è il minimo che gli possa dire, vero? Sì. Ora arriva dopo 3 ore lo squillo, abbiamo solamente 20 secondi all'attivo, 1, 2, 3, 4, 5, dai. Pronto? Ho rimbuito! Oh! Rispondi almeno, no? Forse stava per rispondere, ma era troppo tardi, è rimbuito definitivamente. No, un ascoltatore mi ha tradotto, perché ha capito meglio di me quello che ha detto. Una signora mi ha detto Nanà a fare bocchini per l'Appia, vero? Sull'Appia. Sì, una strada. Mi fanno le cose. Vabbè. Sì, no, è vero, però sono a ruota libera, per cui possiamo andare a fare ciò che ci pare. Sì, e che ci pare? Non lo so che ci pare. Ci parrà quello che ci parrà. Quando ci parrà e come ci parrà. E sì ci parrà, ecco. Oh. In Italia. Non mi fa pare. Allora, scusa, andiamo un attimo. Lì. Va bene, dai, tu. Quindi ci butti a cari amici del G. Diciamola anche questa, perché questo è il sondazzo. Sì, no, diciamola, no, diciamola. Sì. Pronto? Parlo forse con Tullio? Sì? In persona personalmente? Mi fa piacere, signor Tullio. Che sta a fare? E che sta a fare? Io sto a telefonare. Lei che sta a fare? A posto. Sta a rispondere? Sì. Io telefono e lei risponde, no? Questa è già una cosa che abbiamo appurato, no? Poi tutto il resto è noia, come dire, che famo? Senti una cosa, signor Tullio? È sempre sveglio, sì? Sveglio. Sì. Ha già mangiato, sì? No. E che mangia oggi? Come, non sa? No. Spaghetti, immagino, no? Primo o certo. secondo? Ma comunque mangia o no? Io le volevo dire un'altra cosa. Mangiare è importante, no? Sì. Altre cose sono importanti. Secondo lei, qual è la cosa più importante nella vita? Ma che ne so? No, questo è importante, perché io faccio uno studio apposito, no? Per stabilire, attraverso telefonate anonime, cioè a persone anonime, così, qual è la cosa più importante per la persona che mi risponde? Cioè, ha una cosa che lei considera la più importante di tutte nella vita? Signor Tullio, non ci ha mai pensato? No. Ho capito. Cioè, perché qualcuno ci pensa, qualcun altro no. Ecco. Se ci pensa ora magari me lo dice. E ci penso. Cosa le viene in mente la cosa più... Che ti devo dire, sono tante cose belle. Le cose belle sì, ma... quella che è più importante alla fine, a un certo punto di tutta la vita, dice mai la cosa più importante io ho capito che è questa, cioè prima di tutto è mangiare. Mangiare. E poi star bene. Mangiare e star bene è troppo generico, no? Certo, vabbè, ci vuole quella cosa, se uno mangia... Il resto a una certa età non conta più niente.
No, niente, qui Che è successo? Che è successo? Niente, c'ho una nipotina che fa un po'. Beata gioventù, beata. Ma come, a una certa età, lei quanti anni ha, signor Tullio? Io? Sì. Superati i 60, caro lei. Superati i 60? Sì. Ah, quindi ne avrà 62, 63? Ancora qualcosa di più. 65? Ecco, sì. Vabbè, non mi sembra che sia un'età così avanzata. Oggi nell'Italia, nel mondo di oggi, lo sa che oggi, insomma, si è tutti i giorni, si va più in là con l'età, no? L'uomo campa di più. Lo so, ma che sta facendo? I 65 anni oggi sono ancora un'età giovanile. Se non funziona tante cose... Che cosa? Ah, mi sembra di aver capito che non le funziona una certa cosa. Quella lì non funziona. Tante cose non funzionano, che ci fai, insomma, capito? Vabbè, fino adesso però non è che... Non è che co? Vabbè. Funziona. Ecco. Allora, se funziona, quella cosa funziona. Vabbè. Lei mangia. Per mangiare è la cosa più importante. E tutto il resto viene dopo, perché uno una volta che sta bene, dopo viene tutto... Perché lei identifica lo star bene col mangiare. Sì, perché se non mangia non stai bene. Guarda. Vabbè, se uno non mangia muore di fame. Ecco. Vabbè, ma mangiare mangiano un po' tutti. Gira la testa, vede il bazzicolo, vedi tutte le cose. Uno sta bene. Ecco, ma una volta che uno ha mangiato, no? È finito lì oppure c'è qualcos'altro nella vita? Dopo dipende. No, va avanti così. Va bene così. Va bene così. Mangiare, fare i bisogni, no? Bisogna anche poi andare al gabinetto. Che serve? Andare al water. A buttare fuori, perché sennò poi non c'entra un altro mangiare. È regolare. Quindi ci svuotiamo, poi ci riempiamo. Fanno tutti. Fanno tutti, sì. È un guaio se non si fa. È un guaio se non si fa, però finisce lì. Insomma, perché poi lei va a dormire. Vabbè. Poi si sveglia la mattina e dice: che faccio oggi? Mangerò. Però vede che lei non sa nemmeno cosa mangerà adesso. Lei non sa nemmeno cosa mangerà. No, ma vado a vedere quello però che si pensa la signora. Si pensa la nonna, no? La moglie. Sì. Vado a mangiare. E lei mangia tutto quello che gli dà la moglie. Regolare. Tanto lei sa cosa gli piace, poi dopo mangiato cosa fa? Niente. Cioè sta in casa così. Vado in giro. In giro? Vado a spasso. A fare che cosa? A camminare, che spasso. Camminare da solo, Sì. E cosa vede? Cosa vede intorno? Quello che c'è, quello che c'è. Vabbè, sì. Ma quello che c'è, ma c'è tanta roba, sa? Ma lei c'entra mai dentro un museo, per esempio? Poche volte. Nella vita, quante volte è entrato dentro un museo? Ma quasi mai, niente. Mai. Lo dica, abbia ancora. Quanti libri ha letto lei nella vita? Io? Sì. Ma li leggevo, adesso non più. Li leggeva? Mi dica un libro, il titolo di un libro che lei ha letto. Le mie prigioni, guarda. Ecco. Chi l'ha scritto? Chi è? Cosa? Quello... Silvio Pellico? Sì, Silvio si chiamava Silvio, Le ricorda niente? Va bene. Le ricorda niente Silvio? Le dice niente? Sì, è buono. È buono, mi piace. Il nome mi piace. Come si chiamava la prigione di Silvio Pellico, si ricorda? Chi se lo ricorda più? Un nome straniero, no? Dai. Somiglia a quel nome di un regista famoso. No, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, però le mie prigioni l'ha letto quando andava a scuola. Sì. E dopo la scuola lei non ha letto più niente. Poca roba. Ma la televisione la guarda? Sì, la guarda. E che cosa vede in televisione che le piace? Ma guardi i telegiornali, sapere più o meno. Che cosa è successo? L'ultima notizia importante, qual è? Qual è quella... che ha ritrovato quella ragazza, è stata liberata. È stata liberata. E come si chiama quella ragazza? Come si chiama? Mica me la ricordo. Si chiama Spaghetti, aglio e olio, si chiama. Spaghetti e peperoncino. Spaghetti, aglio e olio e peperoncino, ha capito? E lei ci va a votare domenica e lunedì? No, perché? Perché non ci capisco niente di quel fatto inutile che stiamo a dire. Lo sa che gli dico? Buon appetito! Grazie. Arrivederci. Oh mio Dio. No, non dico altro, diciamo altro. Non ci sono commenti da fare. Mi piace molto scandagliare questo tipo di vita, di non vita, indubbiamente. Perché
perché a volte mi dico, dico, mi chiedo, però poi la risposta è anche lui ha diritto di esistere, no? Esiste, ha diritto di esistere, certo. Quindi ce lo teniamo, lui come tutti gli altri, magari è un buon uomo. Vabbè, andiamo avanti, va, sì. Però stranamente si ricordava le mie prigioni di Silvio Pelli. Verificare che il Zitta lei, sì, zitto, insomma, zitto, è uguale. Sì. Tullio, sì, vabbè, Tullio. Era Tullio. Va bene, sì. Sono telefonate che mi piacciono molto queste qui, perché riesco a scandagliare, questi rispondono, non sanno di darsi, non la zappa sui piedi, la mannaia sul collo, addirittura, con le loro parole paciose, tranquille, magnà, ragazzi, magnà. Pronto? Signora? Sì? Sono caduto in basso. Chi è? Io sono tanto caduto in basso, signora. Vorrei parlare con Ugo. Ugo? Ma scusi, lei chi è? Lo so, ho capito, signora. Quando lei dice ma scusi, lei chi è? Io so che Ugo è morto, vero? Sì. Lo vede? Ma scusi, lei chi è? Quando chiedo di una persona è classica di una persona. Allora cercavo un altro Ugo, signora, devo aver sbagliato persona, sa? Io sono Pisano. Sì, ma ora ormai ho capito il meccanismo delle frasi, no? Quando mi chiedo, dico, c'è Ugo, dice, ma scusi, lei chi è? Questo vuol dire che Ugo è morto. No, mi scusi, cercavo un altro Ugo, sa? Mi scusi tanto, è un omonimo. Sì, purtroppo è ancora sull'elenco, capisce? E allora purtroppo mi sono sbagliato, signora. Condoglianze, confrontanze, comprottanze, speranze, con tante speranze. Io non lo so, questa è una di quelle frasi veramente significative e illuminanti. Ma scusi, lei chi è? Cioè, non lei chi è, ma scusi, lei chi è? Vuol dire che quello è morto, sicuro. Ma scusi, lei chi è? Vuol dire che è morto. Allora, non ci posso fare nulla, ormai ho questa esperienza qui. E la tramando a voi, Uomini, donne, gay all'ascolto, voi conoscerete l'animo umano attraverso il sondazzo. L'animo umano si esprime attraverso le parole, le espressioni, i toni di voce delle persone che rispondono inopinatamente al telefono. Perché così? Telecom Italia, servizio gratuito. La informiamo che è stata raggiunta una numerazione inesistente. Va bene, vada a farsi l'operazione dell'adenoide. L'adenoide. Vabbè, basta, facciamo un'altra, su, un'altra. E quindi, mangiare. Libri, sì. Musei, mai. Vivesse in un posto dove non ci sono musei. Pronto? Sì? Graziella. Chi è? Sei tu, Graziella? Sì? Sono Grazia. Come stai? Chi è? Grazia. Ma Grazia da dove? Da dove? Guarda, io telefono da Firenze adesso, sto a Firenze. Graziella, meno male, ti ho ritrovata. Come stai, Graziella? Ma io non so chi è lei. Sono Grazia. Grazia, ho capito, ma... Ti ricordi, Graziella? Ti ricordi di me? Ma io no, perché sono... Graziella. Io sono Graziella. Lo so, sei Graziella, io sono Grazia. Non ti ricordi di me che si faceva quel gioco di parole, No, ti ricordi che noi andavamo a letto con lo stesso uomo e poi si diceva Graziella, grazie al cazzo. Questo l'aveva anche bello. Ti ricordi, cara? Guardi che io non conosco, io sono una persona di 65 anni. Ah, 65, allora è vecchia, Sbaglio, oggi mi stanno invecchiando molto rapidamente le persone. Mi stanno invecchiando più del normale. 65, signora, 65 oggi non è vecchio se non vuoi esserlo. Se vuoi esserlo sei vecchio a 20 anni, Capito? Hai capito? Graziella? Ecco, non si lasciamo perdere. No, ho trovato due 65 anni che avevano 65 anni. Con questo chi ti ha chiesto l'età? Chi te l'ha chiesto? Quando la chiedi non te la dicono a volte, no? Mentre per dire sono vecchia.
L'altro, mangio, ormai ho a mangiare, basta, ho 65 anni, ragazzi, ma 65 anni, ma guardate il nostro capo dello Stato, insomma, cioè quando ce n'ha, 85, 86, ecco, è sempre il ritmo, tutti i giorni va da qualche parte a fare inaugurazioni, discorsi, qua e là, no, voglio dire, no, appunto, a 65 sono belle morti, ragazzi, bisogna esempio dal toscanissimo Ciampi, via, detto, una bella beccata il Presidente ogni tanto ci sta, no, sotto quell'aspetto, che un omino valido, validissimo, accidenti. Perché non mica uno che sta lì a fare nulla, è sempre da tutte le parti, anche oggi ha fatto i discorsini va a inaugurare questo, qui là, tranquillo, casca dalle scale, non si fa nulla. Pronto? Pronto? C'è Cristino? Chi parla? Pronto? Pronto? Sì, sono Maddaleno, c'è Cristino? No, in questo momento non c'è. Ah no, lei chi è, la moglie di Cristino? Sì. Ah, ho capito, che poi si è sposato Cristino, non lo sapevo mica, sa? Senta, ma lei forse sbaglia persona? No, io sono Maddaleno. Guardi, sbaglia persona perché? Perché mio marito è sposato da tanti anni. Sì, è sposato da tanti anni, ma io pensavo, io da tanti anni non lo vedo, sa? Sono ormai circa 2000 anni, insomma, anche di più, un po' meno, un po' meno, più o meno, insomma, un po' meno. Va bene. Signora! Voleva lasciare qualche cosa? Sì, posso dare lasciare un messaggio? Sì. Allora lascio, senta, siccome tanto tempo non ci vediamo, stasera, tanto lo sa perché lui si ricorderà dei vecchi tempi, stesso posto, stessa ora, gliene offro 2, quelle 2 ci sono. Ma vada. Davvero, ci sono. Vada a farsi benedire che lui sta tanto bene come sta. No, ma sta meglio se... te lo immagini. Cristino, povero Cristino, anche io aspettavo una femmina, aspettavo la Cristina, Davvero, lo sai anch'io avrei dovuto chiamarmi Cristina se nascevo femmina, lo sai? Davvero, solo che quando sono nato maschio non mi hanno chiamato Cristino, per fortuna, perché ero io Maddaleno, Maddaleno, va bene, d'accordo, sì, ma sono quelle cose, fammi vedere, no, vabbè, Andiamo avanti, Cristino. Uno, Crispino lo capisco, ma Cristino meno. Vero? Sì. Oh, vai, ho fatto, per fare ho fatto, L'ho fatto. Ecco, vedi? L'ho fatto. Che sapete? L'ho fatto. Sì. Rispondi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Mi sente? Sento dei disturbi sulla linea. Sì, ci sono un po' di disturbi. Lei è la signora Rotilia? No, è mia madre. Vuol dire a me? Sì, posso dire a lei. Ma non lo sento bene. Non sente lei dei disturbi? Sì, sento come delle pernacchiette. Pernacchiette, anch'io, ma sarà mica lei che le fa? Le fa lei? Assolutamente no. Io non le faccio. No. Senta, io volevo parlare con Rotilia per un fatto molto importante. Ma chi è? Ma che mi sta in giro? Ma chi sei? Io? No. Ma chi è? Mi sente? Un attimo, aspetti, sì. No. Pronto? Rotilia? Sì? Scusi, c'è un problema sulla linea. Sento come un ronzio, ma sembra più, come ha detto sua figlia, una pernacchetta. È lei che le fa questi rumori? No, perché è così cattivo? No, non sono cattivo, anzi mi fa piacere parlare con lei, signora Rotilia. Lei non ha mica 65 anni, vero? No, ce n'ho 85. 85, ecco, vede? Finalmente una donna vera, una donna di 80... Non so che ho parlato con una signora di 65 e diceva di essere vecchia, un signore di 65 e diceva di essere vecchio. Lei a 85 era giovane. No, ma io sono giovane ancora. Brava. Mi scusi, ma questi rumori sono importuni, devo dire. Lei è giovane ancora, io la sento anche dalla voce, no? Cioè è una donna che secondo me ha ancora, come dire, degli impulsi giovanili.
Insomma, diciamo. Diciamo. Un po' a ciaccadella, ma insomma. Come? Un po' a ciaccadella? Va bene, ma che a ciacchino si può anche superare, insomma, si può sopportare. Ma suo marito? No, lui ormai... sì. Ma ecco, lei per esempio si è rifatta una vita. No? No? No. È una donna così in gamba, così giovanile, così piena di ardore, ecco, come lei. Poteva sicuramente rifarsi un po'. Vabbè, vediamo un po' di combina qualcosa. Ah, signora, lei mi invita a nozze. Voglio sapere il nome. Però. Io mi chiamo Crispino. Ecco. È un nome un po' antico, Crispino. C'è un santo, però un famoso San Crispino. Certo. Io sono un vedovo anch'io, sa? Ho qualche anno. Prego? Come hai saputo? Ho saputo, mi hanno parlato di lei. Dice, guarda, Rotilia è una donna eccezionale. Chi è che ha parlato di me così? Mi ha detto, non dire niente, non ti ho detto niente, non dire il mio nome, ma è una donna eccezionale, chiamala perché è una donna che può dare ancora molte soddisfazioni a un uomo. Io ero proprio in cerca di una donna che potesse colmare un vuoto nella mia vita, perché io ho tutto, soldi, insomma, case, ho tutto, purtroppo sono solo. È una donna, sono anche un uomo ben portante, ma Prego? Dico, ma c'entra per caso ospitare bene i fratelli? No, perché mi dice questo? Il fate bene fratelli? Sì. No, assolutamente. Cioè, perché mi dice questo? Perché penso che ha sbagliato indirizzo. No, io fate pene fratelli, tutt'al più faccio pene da me, insomma, fratelli, non ho fratelli, sono un figlio unico, ecco, tra l'altro. Senta, signora Rotilia, io vorrei tanto incontrarla. Senta, è durato tanto sto scherzo. Ma non è uno scherzo, signora, qui ci sono dei rumori. Signora, ci sposeremo presto. La Rotilia, ragazzi, la Rotilia. Rotilia, però, avete notato la differenza fra una Rotilia di 85 anni e la signora prima di 65, o il signore di 65 che pensa solo a mangiare, e questa che in fondo, ma insomma vedremo, non lascia la porta del tutto chiusa, la tiene, non dico spalancata, ma leggermente aperta, socchiusa, se l'è socchiusa, ecco, non si sa mai, ma in fondo è l'atteggiamento più giusto, se vogliamo. Brava Rotilia, brava. Poi la Rotilia era anche presente a se stessa, perché ha chiuso la telefonata parlando anche di questo scherzo, e c'erano anche questi rumori un po' molesti che effettivamente non incoraggiavano molto. Pronto? Pronto? Dov'è Silvio? Chi è che lo vuole? Dov'è Silvio? Chi lo vuole? Io subito. Bisogna sapere chi è. Sono Rutelli, devo parlare con lui, subito. Con Rutelli? Sì, subito. Mi passi Silvio immediatamente, sono Rutelli. Ma chi è? Una voce che non conosco. No, non mi ha passato lo stipendio questo mese, Quant'è che un mese io ho bisogno di soldi, quant'è che non mi paga? Silvio! Sì. Sono Rutelli, ma mi vuoi mandare l'assegno questo mese? Oh Silvio! Sì. Ma mi vuoi mandare l'assegno questo mese? No, di quanto? Che poi c'è anche la moglie lì che insomma fanno un bel. Capito? Ha bisogno! Sì, ma tutti abbiamo bisogno. Tu sai di quanto? Oh, Silvio, quanto vuoi? Cioè, lo sai te la cifra, no? Sì, Anzi, se mi fa un po' di più, guarda, se mi fa un po' di più, ma faccio anche una pernacchia a prodi, O poi faccio anche le corna quando lo vedo da dietro. Basta, scusi. Mi dica. No, appunto, volevo sapere se me lo mandi subito? Sì, subito. Va bene, grazie. Appena aprono le poste. Va bene, aspetto con fiducia. Esatto. Ciao, grazie Silvio, grazie. Al tuo buon cuore, grazie. Non ci parla a votare, ciao. Ciao, grazie. Che bravo uomo, sì. Vuoi il G? Pigliatelo! Per spettacoli pubblici o privati o per qualsiasi proposta interessante, questo è il numero 333 180 52 52 a qualsiasi ora del giorno. Ricordati, 333, il bischero tu sei te, se tu rompi le palle. Se non c'è il soldato
soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne importa ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete